Il presidente della regione Agazio Loiero ha ricevuto nella sede di Palazzo Alemanni il premio Vincenzo Restagno per aver promosso eccellenti iniziative volte allo sviluppo della Calabria. A premiarlo il presidente del circolo Mario Maisano, definendo Loiero come un gentiluomo della politica che ha saputo coniugare impegno e spirito di servizio. È riuscito a contemperare la vita politica affrontando le varie questioni problematiche che affliggono la nostra realtà. Il riconoscimento giunto alla sua quarta edizione è stato istituito dal circolo culturale Paleghenea di Rogudi. Sono contento, ha detto Loiero, di ricevere un premio intitolato ad un medico come Restagno. In passato la figura del medico svolgeva un ruolo plurimo nei nostri paesi e noi come regione abbiamo investito molto per le aree interne perché riteniamo che proprio in queste zone si conservi la nostra vera identità. Ogni volta che si spopola un paese è sempre un problema e proprio per questo motivo siamo vicini ai tanti sindaci delle aree interne. Un'intima soddisfazione magari quando uno ti consegna un premio e pensare che in tutti questi drammi che abbiamo c'è qualcuno in un paese lontano, un'associazione che pensa a te, insomma magari ti viene anche, è un momento di gioia, anzi più che di gioia di tregua, perché qua ogni giornata è un affanno.